Oggi vi proponiamo un'intervista esclusiva col Covid-19. Buongiorno signor Covid-19, grazie per aver accettato l'intervista. Buongiorno, grazie a voi. Ma è necessario questo strumento che mi punta addosso? Serve per mantenere la giusta distanza di sicurezza. Per prima cosa chiariamo che la voce è contraffatta e il volto è coperto perché il signor Covid-19 ha accettato di farsi intervistare solo a queste condizioni. Ci dica innanzitutto perché è così aggressivo? Aggressivo io? Io semplicemente mi riproduco, come fate anche voi umani del resto. Quanti siete nel mondo? Mi pare oltre 7 miliardi. D'accordo, ma la sua riproduzione sta creando seri problemi all'intera popolazione mondiale. Lei non si sente un po' in colpa? In colpa? E perché? La mia natura, come dicevo, mi spinge a riprodurmi fin quando ci sono le condizioni. Se voi continuate a darvi la mano, a toccarvi, a non mantenere le cosiddette distanze di sicurezza, a non lavarvi, perché diciamolo, molti sono un po' zozzoni, la colpa non è mia, è vostra. Eppure il suo contagio sta facendo morire migliaia di persone. È vero, ma anche la fame nel mondo uccide tantissime persone, tra cui molti bambini. Oppure tante altre malattie causano il decesso di moltissima gente. Perché non vi accanite anche contro queste cause di decesso, invece di fare la guerra solo a me? Lei dunque non ha intenzione di mollare un po' la presa? Sarò costretto a farlo quando voi adotterete seriamente tutte le misure anticontagio. In quel caso, ahimè, mi estinguerò. Cosa si sente di consigliare alla gente? Ma io, da virus, consiglio di fregarsene delle regole imposte dai governi, di uscire di casa, di fare assembramento, di non lavarsi le mani, di toccarvi gli occhi e la bocca, non indossare guanti e mascherine. Mi scusi, adesso basta. Le sembra il caso di continuare a dare certi consigli? Ma io il virus faccio, mica il filantropo. Ha ragione, cambiamo discorso. È vero che lei è nato in laboratorio? Oppure è vera l'ipotesi che si trova in un animale e si è poi adattato all'essere umano? Guardi, su questo non so risponderle. Del resto, se chiedo a lei se si ricorda come è nato, avrà delle difficoltà a rispondere, perché di quel momento non conserva memoria. Comunque penso che la domanda non è importante. Ormai ci sono e mi sto godendo questi momenti di popolarità. Questa popolarità le piace? Certo, mi sento una star. Tutti parlano di me, entrerò nei libri di storia, tutti mi ricorderanno e forse ci saranno anche romanzieri che scriveranno di me. Non crede di essere un po' megalomane? Sì, ma in questo penso di assomigliare molto agli umani. Vivono come se non dovessero mai morire e consumano come se dovessero morire domani. Non lo pensa anche lei? Siete egoisti, narcisisti e anche un po' stupidi. State distruggendo il pianeta Terra in cui vivete e vi preoccupate solo di me? Ha ragione. Penso che la sua analisi possa far riflettere i nostri ascoltatori. E se deve essere un virus a farvi riflettere, allora siete messi davvero male. Grazie ancora e spero di non rivederla mai più. Io invece spero di contagiarla. Ma vaffanculo, virus! Arrivederla. Non saluta, non mi dà la mano? Assolutamente no, non mi freghi. Bravo, complimenti. Segui le indicazioni che ti danno medici e scienziati. Arrivederci al prossimo scoop.